Sentivo qualche urla dei carcerati che con le lattine, tipo coi bicchieri, battevano sulle barre. Una notte di fumo e disperazione trasforma la casa circondariale del castello di Pordenone nel teatro di una drammatica tragedia. A soli 19 anni un giovane cittadino egiziano, finito in cella lo scorso 30 luglio, dopo una violenta rissa a colpi di bastone in centro città e la successiva aggressione ai carabinieri, ha perso la vita soffocato dai fumi tossici. Il ragazzo ha appiccato deliberatamente il fuoco al proprio materasso dopo essersi barricato all'interno della cella, bloccando la porta d'ingresso con una sedia. Le forze dell'ordine e gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un gesto estremo, così come quella di un atto dimostrativo finito in tragedia. Sul caso sta indagando la procura insieme alle autorità competenti. L'allarme è scattato immediatamente, gli agenti di polizia penitenziaria sono riusciti a spegnere il principio di incendio con gli estintori e a farsi strada tra le fiamme mentre le squadre dei vigili del fuoco evacuavano l'intero primo piano della struttura per mettere in salvo gli altri reclusi. Estratto dalla cella in condizioni disperate, il 19enne è stato affidato ai sanitari del 118, inviati dalla centrale Sores e trasportato d'urgenza in ambulanza verso il pronto soccorso. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il giovane è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni polmonari causate dal monossido di carbonio e dalle esalazioni sprigionate dal materiale del materasso, teoricamente ignifugo. Sul tema è intervenuto anche il sindaco Alessandro Basso, esprimendo piena vicinanza al personale penitenziario e sollecitando la rapida apertura del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento per restituire dignità e sicurezza ai detenuti e lavoratori. Proprio la settimana scorsa l'avvocato Esmeralda Di Risio, alla guida della Camera Penale di Pordenone, si era recata in visita all'interno del penitenziario per un incontro con la realtà carceraria e per raccogliere le istanze dei detenuti sulle criticità della struttura. La Camera Penale, come sapete, negli ultimi 2 mesi ha fatto 2 accessi al carcere, abbiamo raccolto indumenti, abbiamo fatto una raccolta fondi per le esigenze dei detenuti, abbiamo parlato con i detenuti non più di una settimana fa, quindi per noi è stato davvero uno shock. Stamattina mi sono recata in carcere per dimostrare vicinanza sia ai detenuti che alla polizia penitenziaria, sono riusciti, diciamo, a salvare i compagni di cella. Alcuni agenti sono rimasti intossicati, ma per fortuna hanno avuto una prognosi di 0 giorni, quindi diciamo stanno bene. C'è un detenuto che è piantonato in ospedale per inalazioni del monossido di carbonio e quindi è una grossa ferita per la città.